Filippo e Giulia, fatevi sentire, noi vi aspettiamo a braccia aperte. Qualsiasi cosa sia successa, noi siamo pronti ad accogliervi come prima e anche meglio. È l'appello disperato dello zio di Giulia Cecchettin a lei e l'ex fidanzato Filippo Turetta, di cui non si hanno più tracce da sabato sera. La famiglia, il papà, il fratello di 17 anni e la sorella di 26 di Giulia, perché la mamma è mancata un anno fa, escludono la fuga volontaria, anche perché la ragazza deve laurearsi a giorni. A Filippo mancano invece solo pochi esami, secondo quanto ha riferito un suo amico, Luca, che conferma la fine della relazione tra i due lo scorso agosto. Il 22enne aveva sofferto per la rottura, ma sembrava essersi ripreso e i due erano rimasti in buoni rapporti, come conferma lo zio della ragazza. Erano rimasti amici e si frequentavano anche nell'ambito universitario, probabilmente anche si aiutavano un po' negli studi. Ultimamente Giulia aveva un po' abbandonato l'aiuto nei suoi confronti perché giovedì prossimo è prossima alla presentazione della tesi di laurea, c'era la festa organizzata. Sabato sera però, dopo essere stati alla Nave de Vero a Marghera, i due avrebbero litigato verso le 23:15 in un parcheggio di Vigonovo, poco distante dall'abitazione di Giulia in via Aldomoro. A 50 metri da casa, a quell'orario, una persona che stava fumando nel suo poggiolo ha sentito delle grida di dolore, di richiesta anche un po' di aiuto da parte di una ragazza. La macchina individuata sembra essere quella che sappiamo guidare Filippo. Sono stati chiamate le forze dell'ordine, ma la macchina si è dileguata, è una donnina di casa, si è presa l'incarico di seguire la sua famiglia oltre agli studi. Insieme alla nonna teneva in ordine la casa, la Bianca. Sono ore di angoscia per le famiglie dei due ragazzi. Il papà di Filippo, accompagnato da un'altra persona, è stato ascoltato nel primo pomeriggio dai carabinieri di Teolo. I genitori, residenti in centro a Torreglia, si sono chiusi nel silenzio, mentre continuano le ricerche a 360 gradi. Il prefetto di Venezia ha attivato il piano per le persone scomparse e le ricerche dei carabinieri si stanno concentrando, oltre che in provincia di Venezia, anche nel Trevigiano e nel Pordenonese, dove sarebbe stata avvistata l'auto guidata da Filippo, grazie agli occhi elettronici dei dispositivi di lettura targhe installati in molti comuni. I vigili del fuoco stanno sorvolando la zona con l'elicottero, mentre i carabinieri hanno messo in campo anche i reparti speciali, unità cinofile e cani molecolari per la ricerca di persone del nucleo cinofili di Torreglia. Questa mattina il sopralluogo della Scientifica nella zona industriale di Fossò, poco distante da Vigonovo, dove sono state trovate delle chiazze di sangue. Nel tardo pomeriggio le ricerche si sono allargate anche nella zona di Trento e Belluno. Di qui l'appello dell'associazione Penelope che segue la famiglia di Giulia. Focalizzatevi a vedere questa macchina, un grande punto di colore nero e la targa che abbiamo elencato in locandina, che magari vi posso anche comunicare. Il numero della targa è F di Firenze, A di Ancona, 015Y e di Empoli, quindi guardarsi intorno.